Sì, abbiamo terminato i colpi della nostra revolver. Infatti dobbiamo avanzare solo con la nostra beretta italiana. Crediamoci. Ehi. Maledetto stronzo. Mio Dio. Stiamo morendo. Forza. Abbiamo terminato i colpi, ragazzi, sentite. Via. Giù. Ok, molta più tensione, ragazzi, ma molto più bello il gioco a questa difficoltà. Avanziamo. Mio Dio, dei civili, lasciamoli perdere. Ricarichiamo. Allora, vediamo un po' come sarà la nostra prossima combinazione. Ovviamente sempre la nostra pistolina, la nostra 44 Magnum, chiamata anche Peyton. Brutto, ragazzi, che non possono essere lanciate le granate. Solo nella modalità multiplayer è possibile. Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Ok. Got it. They came out of there. They went that way to the lounge. Come here. Go. Get up. Can't stay here. Mamma mia, dobbiamo coprirci con un civile. Everybody else out of here. Molto astuto il nostro Max. Oh mio Dio. Che crudeli questi stronzi. No, non capisco niente, ragazzi. Guardate queste luci. Ok. Benissimo, diamo un'occhiatina. Che stronzo. Carichiamo. Guardate questi qua ormai distrutti. Questi poveri ragazzoni messi qui. Abbiamo terminato i colpi della Python. Mi pare no, c'è ancora qualche proiettile in canna. Ok, ricarichiamo. Mio Dio. Ok. Mi ricorda molto Syndicate, ragazzi, quando eravamo nella discoteca. Qualche altro pezzettino di merda? No. Ok, avanziamo. Non camminiamo così che sembriamo dei veri pazzi. Ok. Bene. Cosa c'è scritto? Non capisco il portoghese. Wow, si può entrare. Vediamo un po'. Ok. Wow, pezzo di revolver 38 mm. Fantastica, anche dorata. Ok, nascondiamoci. Non sprechiamo munizioni perché ce le abbiamo limitate. Di merda, ricarichiamo. Fantastico il nostro Max come ricarica, una velocità davvero inaudita. Buttiamoci giù. Oh mio Dio, attenzione alle parti basse. Non vorrei distruggermele. Ok, possiamo scendere giù. Questo stronzo l'abbiamo distrutto, cioè gli abbiamo trivellato un braccio. Non ce l'ha più il braccio quello stronzo. Ok, guardate che figo. Mi sembra anche molto Sniper V2, ragazzi. Abbiamo una modalità di fuoco davvero fantastica. Prendiamo il tutto, vediamo cosa c'è. Abbiamo ancora qualche aspirina da mangiarci, però meglio riservare un po'. Allora, come possiamo mischiare il tutto? Jigen, ragazzi. Siamo Jigen in persona. Guardateci che siamo fighi. Jigen con 2 revolver in mano. Di solito Jigen ne aveva una, però dai, il fuoco doppio è sempre migliore. Bene, questi sono dei bagni. Gli diamo una sbirciatina, probabilmente non ci faranno entrare. Oh sì, ci fanno entrare, wow. Vediamo. Ah, che schifo, ragazzi. Poveraccio, abbiamo interrotto a uno che... Oh, chi è questo? Nord Dakota. Che è un indiano? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco. You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. Oh, I got a girl at college at Wisconsin and a boy who's playing football. Sì, ma amico mio, non vogliamo sapere la tua biografia. Dobbiamo andare. Infatti, resta qui, continua quello che stavi facendo perché è fantastico, proprio continua a fare quello che stavi facendo. Qua c'è qualcos'altro? No? Ok, possiamo entrare. Allora, cosa c'è qui, ragazzi? Un tagliaerba, un po' di pane secco, degli antidolorifici, prendiamoli molto bene. Oi, che cos'è questo? Una casacca? Non ho capito nulla. Qua vediamo un po' dei prodotti per lavare i vetri. Entriamo dentro la cucina. Oh mio Dio, ecco qua. Jigen in persona. Jigen in persona. Vedete che siamo finiti. Abbiamo ancora... Ma perché non spara? Abbiamo anche l'altra pistola. Usiamo. Hanno delle calze in testa questi stronzoni. Hanno delle calze. Una vecchia tecnica di rapina era mettersi le calze appunto in testa. Infatti i maggiori rapinatori si mettevano le calze in testa, entravano all'interno delle banche e facevano le rapine. O addirittura mettevano dei C4 sotto la strada per far finire, che ne so, un furgone portavalori sottoterra e poi derubarlo là sotto. Sempre però con queste calze in testa. Guardate che sono fighe. Ehi, attenzione. Non capisco quello che ha detto, però ci sarà un po' di terrore. Ecco la ragazzona.
Oh mio This Dio, crew was starting to questi look a lot like afroamericani che friends of the continuano a gatecrashers at picchiare le last week's donne. party. Dobbiamo finirli, These guys ragazzi, had dobbiamo some real finirli. issues with the bar. Dannazione, riproviamo ragazzi, ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare sempre con calma. Allora, praticamente, ecco qua ci sono delle istruzioni, abbiamo degli antidolorifici. Andiamo, nascondiamoci giù. Ecco un altro. Questo agli ulti, ragazzi, vediamo. Ricarica, veloce. Merda. È dura, ragazzi, ha questa difficoltà, però è molto più realistica. Prendiamoci una bella pillola. Ehi, alzati. Perdiamo anche un po' i sensi. C'è da dire che abbiamo ingerito molto alcol, quindi è molto più dura tenere d'occhio la nostra situazione alcolica. Il nostro Max è davvero molto irruento a cercare un po' di whisky. Guarda. Gli abbiamo rifatto il naso nuovo. Ricarichiamo. Ok. Andiamo, vediamo cosa c'è qui intorno. Questo stronzo, eccolo qui. Facciamo fuori 3 colpi per uccidere un uomo praticamente. Ecco un altro. Sprechiamo colpi. Max, so che sei arrabbiato e che puoi scaricare la tua ira al di sopra di tutti, però non è il momento adatto. Un bell'Uzo può fare al caso nostro. Bene, Uzo e pistola alla Jigen. Benissimo. Andiamo avanti. Guardate che bellina questa musica. Oh mio Dio. Vetro antiproiettili, ragazzi. Non è utile adesso. They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. Oh mio Dio, attenzione Max, che hai sempre la tua età, non sei più un giovincello e quindi attento a quello che fai. Sei anche un po' ubriaco, quindi oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Scaliamo questa montagna, questo che cos'è? È uno di quegli aggeggii che utilizzavano per lavare i vetri, ragazzi. Sì, sì. Oh mio Dio, non mi piace. Non mi piace. Ops, attenzione Max, sali. Forza che hai fatto palestra abbastanza da farcela. Tirare su il tuo peso, dai. Bravo. Ok. Ah, la scimmia di Star Wars lassù, ragazzi. Vieni qua, scimmione. Lanciami a C3PO. Bene, ce l'ho fatta. Alzami, brutto stronzo. Tirami su. Bene. E che è successo? Mentre tu eri qua a scolarti una birra, noi ce la siamo vista brutta. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just a guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oh yeah, look, there they Oh mio Dio, ecco qua gli stronzoni. Hanno caricato la ragazza. No, chissà quello che vogliono farle. No, una ragazza è scappata, probabilmente gli spareranno, anzi le spareranno. Che cos'è? Prendiamo il nostro fucile. Bene ragazzi. Bene, ecco un altro. Mamma mia, dei veri e propri Matrix. Mamma mia, ricarichiamo. Abbiamo fatto 5 nemici fuori con 5 colpi. Wow, dei veri e propri cecchini dell'Armata Rossa. Vediamo la ragazzina che continua a scappare. Un bandito la insegue. Dobbiamo coprirgli le spalle, coprirgli la strada. Ecco qua, colpito. Povera ragazzina in difesa sola contro questi poveri stronzi. Oh mio Dio. Non ce l'ho fatta. Ricarica Max. Lo so che ho la mano un po' ambigua, però maledizione. È che c'è una leggera turbolenza, ragazzi, e il nostro elicottero vacilla un po', è quindi difficile. Un po' di antidolorifici. Un altro. Bene, fantastico. Ce n'è ancora qualcuno. Bene, questo tizio smanicato. Vai, scappa ragazzina. Vediamo un po'. Oh! Wow, ce l'ho fatta, wow, fantastico. Ancora. Chi è questo? Mamma mia, il gorilla con i teschi nel petto. Mamma mia, guardate che figo. Avrà una forza magnifica, però è molto squilibrato. Ehi, squilibrato. I piedi, l'abbiamo fatto cadere a terra. Quest'altro stronzo. Un altro. Ma veramente questo è imprendibile, ragazzi. Sembra uno di quelle gare di Super Mario che la donzella sempre che scappa non riescono mai a prenderla. Ecco, gli abbiamo fatto cadere la pistola dalle mani. Oh mio Dio, ma dai, ma che cos'è mai questo inseguimento? Attenzione, stiamo beccando la scritta, ragazzi. Vediamo un po'. Ottimo, vediamo un po'. Oh, guardate quanti ce ne sono, dobbiamo attivare il bullet time. Bene. Ottimo, tutti e tre uccisi con un misero colpo.
eccone qualche altro. È che l'elicottero si muove molto velocemente, ragazzi, ed è durissima, ma davvero durissima. Bene. Meno male che questo fucile li uccide con un colpo direttamente. Non apre la porta. Oh mio Dio, ha un fucile a pompa. Ha un fucile a pompa. Bene, bene, benissimo. L'abbiamo ucciso. Vai, vai, ragazzina, guardate quanto abbiamo impiegato per salvare una piccola donzella. Andiamo. Ah, che cosa ha in mano? No! Ha un Saghigla, un RPG, che cos'è? No, povero Max! Tirami su, stronzo! Ci ha fatto fuori il motore 1. Guardate un po', fuori dall'elicottero. Facciamo fuori lo stronzo che è il lanciarazzi. No, dobbiamo fare fuori il razzo. Wow, no, non ci credo che un proiettile riuscì a far fuori il razzo. Mamma mia. È uno di quei ma che abbiamo un Uzzo? Ok, meglio. Ok, ancora un altro stronzo? Dov'è? Bene, bene. Continuiamo a ricaricare. Un po' assurdo, ragazzi, che dei proiettili così piccoli riescono a distruggere un imponente razzo di quelle dimensioni. Comunque, il nostro Max ormai è una sorta di pezza vivente, perché praticamente è stato distrutto. L'hanno trivellato di colpi, riempito di alcol e non so ancora come fa a essere vivo. Or maybe they just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was, who should have paid E more infatti, attention in lezioni di volo, flying school. perché davvero non Either lo way, sapeva I pilotare in needed ogni to find modo. Giovanna before they did. Ottimo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ci siamo divertiti un po' all'interno di questo fantastico hotel discoteca. Un po' di calma all'inizio per ascoltare un po' il racconto, però non so, adesso ci siamo entrati proprio nel vivo dell'azione. Il nostro Max è sempre più ubriaco, sempre più un po' con la testa nel mondo delle nuvole. Però ci siamo divertiti un po' con queste pistoline alla Jigen, queste 44 Magnum, e continueremo la nostra saga all'interno dei prossimi gameplay. Ciao a tutti!